Grazie Herbert, buonasera, buonasera a tutti coloro. Sentite il calore, che ormai è un leitmotiv, una costante straordinaria di queste proposte. Una buona serata a tutti coloro che sono sintonizzati su Rete 3, chi attraverso le onde hertziane, chi attraverso il web. Una buona serata, un ben ritrovati a tutto il pubblico che è qui, che sta affollando lo studio 2 della Radio Televisione Svizzera. Uno studio che, diciamolo, showcase dopo showcase, artista dopo artista, stagione dopo stagione, davvero si sta profilando sempre più quale sala, quale teatro, quale luogo deputato per vivere emozioni che la musica, le parole, le riflessioni spesso e volentieri ci regalano e fanno davvero bene all'anima, soprattutto di questi tempi. E se una delle costanti di questi showcase, della bellezza, del successo che possono vantare è sì assolutamente la qualità della proposta, delle proposte in cartellone, non possiamo non sottolineare ogni volta che grazie al vostro contributo emotivo, emozionale, al vostro entusiasmo, un entusiasmo che davvero impregna le pareti di legno di questo studio, gli strumenti, tutti i gingigli elettronici di cui questo studio dispone. Ecco, anche questa è una caratteristica straordinaria che fa di questi incontri dei piccoli grandi eventi. E a proposito, se la qualità artistica è una delle caratteristiche di queste proposte, l'artista che tra qualche istante condividerà con noi le sue canzoni, dunque anche, perché no, delle schegge, dei brandelli della propria anima, appartiene davvero a una razza, a una casta di affabulatori davvero straordinaria. Dunque, senza frapporre indugi, un caloroso benvenuto a Dario Brunori, Brunori Sass! Ciao a tutti, bentrovati. Come va? Benissimo, devo dire la verità, giornata splendida. Sono stato sempre qui in radio, mi hanno recluso, mi hanno sequestrato, ma sono stato trattato molto bene dai sequestratori, diciamo. Ti abbiamo fatto lavorare oggi anche. Mi avete fatto lavorare, il che è un po' difficile, io te l'ho detto all'inizio della giornata perché mi facevano l'elenco di tutti gli appuntamenti, poi c'è questa intervista, poi ho detto non vi dimenticate che sono meridionale, questo l'ho voluto sottolineare per dire comunque abbiate cura di me, e l'hanno fatto, devo dire la verità. Dario, allora, personalmente, ma penso che è una sensazione che posso condividere davvero con centinaia e migliaia di persone, parlando con te, incrociando il tuo sguardo, ascoltando le tue canzoni, soprattutto quelle incastonate nel tuo ultimo meraviglioso album, io penso che tu abbia, tra le varie doti, una in particolare, chiamiamola shining, chiamiamola luccicanza, cioè la capacità di estendere la tua coscienza oltre i limiti spazio-temporali, per toccare quella di altri. Beh, ti ringrazio, io infatti il mio prossimo passo è quello di diventare una sorta di guru, questo introduce, insomma, è un po' anticipato quelli che erano i temi della mia nuova opera, che sarà più che altro un libro, diciamo, effettivamente sulla estensione della coscienza, però sempre senza lavorare troppo, diciamo, di solito gli altri... Perché sei meridionale? Gli altri maestri spirituali parlano di lavoro su se stessi, io no, io parlo di riposo su se stessi, voglio portare avanti questa idea che si può raggiungere l'illuminazione senza far nulla, questa è la mia... probabilmente avrò molto successo. Sarò il tuo primo adepto. Però ti sei reso conto, sei cosciente del, chiamiamolo successo, ma successo è un termine che può dire tutto o niente, comunque dell'importanza che la tua scrittura, le tue canzoni, la tua persona stanno raccogliendo, stanno ottenendo sempre più in questi mesi, in queste settimane, all'interno di un pubblico davvero trasversale, vasto, per età, per anagrafe, per provenienza, meridionali e non, intendo. Sì, no, sono molto felice del fatto che questo disco, che sicuramente nasce al di là delle battute da un periodo in cui ho cercato, insomma, penso che alla fine chi fa questo mestiere, chi scrive, deve innanzitutto cercare di partire da se stesso, inteso proprio come una ricerca interiore che in parte può essere non legata alla scrittura, ma in realtà secondo me è legata proprio all'esistenza, perché è ovvio che se tu comunque lavori per poter migliorare la qualità della tua vita e anche la percezione che hai del resto cioè delle vite altrui, e quindi in qualche modo appunto scavi in te
per cercare anche di comprendere ciò che è fuori da te, quella cosa inevitabilmente finisce nelle cose che scrivi, in quello che componi. Questo disco è frutto di un percorso, ovviamente, e anche no, con tutti i suoi limiti, c'è anche una parte molto di ricerca di risposte. Io questo disco non l'ho detto in molti casi, scrivo tante cose, ma forse la cosa che funziona di più è proprio che mi pongo mi pongo un sacco di domande, faccio emergere molti dei miei, no, io l'ho detto in altri contesti, personaggi che abitano nel mio condominio interiore, che come tutte le riunioni di condominio, insomma, non finisce sempre bene. Ecco, queste canzoni è come se fossero un verbale, un'assemblea, diciamo, verbale d'assemblea di condominio, e questa cosa probabilmente crea un meccanismo di identificazione, di empatia anche da parte di un pubblico che forse anche aveva bisogno e ha necessità, non solo con me, dico anche con altre proposte artistiche che vengono più o meno dal mio ambito, di canzoni che raccontino anche questi giorni e che diano, se vuoi, anche una sensazione di noi. Io spesso vedo questa cosa, no? Da una parte che le persone dicono finalmente, e dall'altra che c'è questa sensazione di doversi ritrovare, no? Di doversi riconoscere. Appartenenza. Sì, in qualche modo le canzoni questo lo riescono a fare benissimo, in particolar modo le mie, perché oltre ad essere delle canzoni sono dei veri e propri capolavori. E quindi quando bisogna anche, essendo guru, devo rafforzare anche agli occhi così dei miei primi discepoli l'idea che, voglio dire, non dico proprio che sono il figlio di Dio, ma quasi. Devo partire così, la tocco piano. Dario, hai parlato di canzoni, questa sera, oltre a chiacchierare amabilmente con te, tra sacro e profano, come mi pare di capire, ci regalerei anche attraverso il pianoforte o la chitarra alcune delle perle che davvero incastonano A casa tutto bene, il tuo ultimo lavoro discografico. Sì, cercherò di darvele in una veste che è quasi quella in cui, insomma, le canzoni sono nate. È divertente perché in realtà questo disco è stato pensato proprio per emanciparsi dall'idea del cantautore chitarra e voce o pianoforte e voce. Stasera invece ve lo faccio proprio esattamente, cioè perché con la contraddizione proprio in termini rispetto alla mia intenzione iniziale. Però è anche vero perché stiamo venendo da un tour con la band molto lungo e anche molto, insomma, di soddisfazione. Però a volte, insomma, dopo tutta sta baraonda, perché quando si è in tanti sul palco è bello ma è anche più complesso, forse secondo me per questo si dice complesso, perché proprio è complesso in questo senso, cioè complesso gestire la dinamica umana anche del complesso. D'altra parte quando poi ti ritrovi in questa dimensione è più bello, insomma, ritrovi effettivamente la parte iniziale, i primi geni della faccenda. Tanto poi tu sei abituato, essendo anche l'amministratore del tuo condominio interiore, per cui sei abituato alle baruffe chiozzotte, alle risse. Il problema è che, capito, devo già badare al mio di condominio, quando poi ci sono altri 6 condomini sul palco è un po' un casino, però è anche quella la cosa che funziona. Io trovo che un'altra cosa interessante del nostro percorso sia proprio il fatto che è cresciuto anche con musicisti che mi hanno seguito sin dall'inizio, e questa cosa sicuramente ha creato un valore non solo perché siamo cresciuti insieme musicalmente, ma anche perché abbiamo fatto una serie di tappe, no, per arrivare fino a dove siamo arrivati adesso, e quindi in qualche modo ognuno di noi ha il ricordo di una serie di posti e di cose che abbiamo fatto all'inizio, e penso che questa cosa sia una forma di energia aggiuntiva quando poi ci approcciamo a queste cose un po' più grandi che stanno capitando adesso. Dario, ti invito davvero col cuore a guadagnare il palco. Ok. Bruno Risas! Te ne sei accorto, sì, che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente, e che il dolore serve proprio come serve la felicità.
dai, 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 dai. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Ma l'hai capito che non ti serve a niente sembrare intelligente agli occhi della gente e che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità è che non vuoi cambiare, che non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più. Che ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà morire. La verità è che non vuoi cambiare, che non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più. Grazie di cuore. Ah, ok, ero pensato per lo sgabello. Infatti stavo pensando perché così basso. Ok, stacco un attimo questo bottoncino qua perché Madonna ragazzi, volevo fare questa cosa, mettere il bottone chiuso che per non sembrare proprio che ero vestito un po' tra l'agente immobiliare e il controllore dell'autobus. Poi ho messo il cappello come vezzo, ma devo dire con un abbinamento molto casuale. Questo era per introdurre questo pezzo che era proprio, nasceva da una mia triste vicenda legata ad un abbinamento casuale fra il blu e il marrone. Si chiama proprio Canzone contro la paura. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringhiare, canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti. Canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti e una tazzina di caffè.
canzoni che parlano d'amore, perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare? Che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare, solamente una tristezza che è difficile toccare. Perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, io canto un mondo che non c'è. Invece no, tu vuoi canzoni emozionanti che ti acchiappano alla gola senza tanti complimenti, canzoni come sberla in faccia per costringerti a pensare, canzoni belle da restarci male, quelle canzoni da cantare a squarciagola, come se 5.000 voci diventassero una sola, canzoni che ti amo ancora, anche se triste, anche se dura, canzoni contro la paura, canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no cazzo non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare, ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti che sei a ricordarti che sei ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei. Brunori Sass, Dario Brunori, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Rete 3. Grazie mille. Grazie Dario, ci ha regalato in apertura davvero due perle del nuovo album, lo penso davvero, ma siamo in molti a pensarlo, che grazie anche alle qualità intrinseche che vantano, per esempio hanno una profonda leggerezza che secondo me ci permettono anche, attraverso le prospettive che ci regali, di leggere un po' gli snodi del nostro tempo, no? Del nostro tempo che non è dei migliori, dei più brillanti, dei più piacevoli, ma in previsione anche di un futuro che deve arrivare. Eppure sono canzoni, come mi raccontavi oggi, che sono comunque nati dalla disillusione, dalla paura, dall'amarezza. Sì, sono nate un po' in quel modo perché indubbiamente ho vissuto, e penso che stiamo vivendo un po' tutti, un periodo in cui quest'idea di quel che verrà ci spaventa. Penso che sia una cosa che, voglio dire, è tipica dell'essere umano, l'incertezza e quindi la paura legata al futuro, che è una paura atavica. Penso che oggi stiamo vivendo un'epoca in cui questa paura è abbastanza strumentalizzata, per cui non si può fare a meno, secondo me, di essere in qualche modo contagiati. Quindi questo contagio io volevo che fosse, no, mentre di solito, siccome io sono uno, lo dico anche in un altro pezzo che si chiama Donna Abbondio, non sono proprio un cuor di leone, non sono uno che affronta le situazioni dolorose della vita, no, guardandole in faccia. E era come se nel momento in cui ho cominciato a scrivere i pezzi del disco nuovo, era come se stessi sempre cercando, no, di sviare o di fuggire o di non guardare le cose che in qualche modo arrivavano, no, da più parti. Per cui c'è stato un momento particolare, un paio di anni fa, in cui proprio facendo, no, un percorso per andare ad un concerto, ero a Roma, per un episodio che è stata una chiacchierata con un tassista che era molto, no, era molto un po' da stereotipo, no? Il tassista rissoso, un po' razzista, ma in realtà non era razzista, ce l'aveva proprio con tutti, diciamo, era proprio arrabbiato col mondo. Questa cosa mi ha fatto venire da una parte l'idea che non potevo più non occuparmi di tutti questi segnali che per me erano, no, un segnale, come dicevi tu, no, dell'idea di un declino dell'essere umano, quindi una ricerca di interpretazione. Dall'altra ho cominciato a pensare che quello che mi legava a quell'uomo e quindi anche a cose che tendono a spaventarmi è proprio l'idea della paura, che probabilmente è anche quella che io vedevo come violenza, come imbarbarimento, era in realtà una reazione di un uomo spaventato.
Per cui ho deciso che il tema doveva essere quello e ho cercato poi nell'equilibrio di un album, che magari oggi può sembrare anacronistico l'idea no, di pensare ad un disco no, nella sua interezza, però in realtà vedo che funziona, quindi anche in questo senso probabilmente c'è un recupero di un'idea non solo della raccolta di canzoni, ma di canzoni che insieme valgono più che prese singolarmente. Volevo che poi l'album avesse una sorta di equilibrio, quindi c'è una prima parte molto amara, se vuoi disillusa, però senza mai cadere in un cinismo che troverei abbastanza lontano da me, ma in generale anche non come soluzione a quello che vedo intorno. Quindi poi la seconda parte del disco si muove su altre, come dire, come se fosse una prima parte molto di impulso, un'altra parte un po' più ragionata, e le due cose creano un equilibrio. Pur non essendo un concept album come intendiamo ancora oggi, giusto? Sì, sì, non è un concept album, anche perché non ne sarei capace, a dire la verità, di pensare, cioè sarebbe veramente un'ansia poi dover scrivere le canzoni cercando di legarle in una storia, quindi anche in questo caso, per non lavorare troppo, diciamo che faccio le canzoni e il concept ce lo metto successivamente. Rientra Figliuoli nel mio insegnamento, cercare di fare il minor lavoro possibile, poco, e se possibile quel poco anche farlo fare agli altri. Comunque da quanto ci stai raccontando, diciamo, l'essere umano, l'uomo, l'umanità ti interessa davvero molto e la scrittura, lo scrivere canzoni ti avvicina davvero a comprendere magari delle realtà o delle esistenze o più in generale un'esistenza che forse senza l'atto della scrittura ti verrebbe più difficile comprendere. Assolutamente, ma perché ti ripeto, mi aiuta innanzitutto a comprendere me, quindi io non diciamo, ho avuto la fortuna a un certo punto di scoprire che proprio grazie alla canzone e poi comunque alla scrittura in generale riuscivo a dire cose che altrimenti nel mio quotidiano, ma anche a dirmi cose, non solo a dirle agli altri, ma proprio a dire a me stesso delle cose che altrimenti rimanevano nascoste, anche cose. In questo disco ci sono delle frasi che ho avuto proprio, no, sono stato spudorato perché era necessario per me essere spudorato, perché di solito nella vita quotidiana sono molto controllato o comunque tendo a non manifestare per esempio la mia parte emotiva, sono stato educato in un modo tale che da una parte diciamo no, sono magari nell'intimità molto affettuoso, però riesco poco ad essere, no, a comunicarlo con gli altri, quindi sono molto ironico, molto. La canzone mi aiuta ad essere sentimentale, quindi a equilibrare quella parte e appunto ritornando insomma a questi molteplici io, citando qualcun altro che ci portiamo dentro, la canzone è come se riuscisse anche nel meccanismo, no, di incarnare un ruolo, anche un ruolo scomodo, a esorcizzare quelle cose che non ti puoi dire. In questo disco ci sono molti brani in cui sono io, proprio nel senso sono proprio Dario Brunori, o almeno l'io in cui credo io, in cui mi identifico, e poi interpreto anche altri personaggi in altre canzoni, e questo meccanismo, se vuoi, che forse è anche un meccanismo appunto terapeutico, come uno psicodramma, riesce a farmi tirar fuori delle cose e anche a farmi comprendere qualcosa. No, l'ho detto in altri contesti, parafrasando una citazione che è stata affibbiata a Gabber anche se non è sua, cioè l'idea che quando racconti qualcosa che ti spaventa è molto meglio comprendere non tanto il mostro in sé ma il mostro in me, cioè quindi quello che mi abita, e magari quando lo vedo dentro di me riesco anche a essere più vicino e quindi a comprenderlo, e se vuoi anche a combatterlo quando lo vedo negli altri, non penso ad un me e gli altri. Io stavo arrivando, ma hai già anticipato la risposta, al valore anche terapeutico per te stesso, la scrittura, la canzone, però mi pare di capire che veramente stiamo facendo tutti assieme, non solo questa sera, non solo in diretta radiofonica, in tutta la Svizzera tra l'altro, non solo col pubblico, lo Studio 2, ma ai tuoi concerti, il tuo pubblico che acquista il tuo disco, lo ascolta, veramente una terapia collettiva di gruppo. Sì, una terapia collettiva, come hanno detto altri prima di me, è bello perché di solito gli altri pagano, invece a me mi pagano, quindi è una cosa fondamentale, anche se il mio pubblico purtroppo l'ho dovuto educare un po' al pagamento perché è stato difficile, ho dovuto spiegare che insomma io faccio tutto a scopo di lucro, che insomma
questo fatto dei sentimenti cioè, che io comunque al sentimento preferisco il pagamento, certo è importante, ma no, è bello il fatto che no, in questo rapporto appunto molto ironico che io ho anche col pubblico ai concerti, sicuramente si crea qualcosa che forse è un po' anche la novità, no? Che non c'è più quel filtro, che da una parte forse era necessario, no? Quella sacralità, no? L'idea che c'è il palco e c'è... Però forse è questa una componente nuova che rientra un po' nel discorso che ti facevo prima, mentre forse no, negli autori, anche loro malgrado penso, c'era questa idea di sacralità per cui quasi le parole no, scendevano dal cielo, era quasi ex cattedra, il pubblico era lì ad aspettare. Oggi c'è un confronto che è più diretto e che comunque ti tiene anche, no, come dire, ti tiene vivo, non ti fa stare, non ti fa identificare con l'idea del cantautore. Questa cosa mi piace, però allo stesso modo li umilio dicendogli che comunque io sono sul palco e loro sono dei sottoposti. Questo cerco sempre comunque se possibile di far capire al pubblico che loro non hanno nessuna capacità e io sono pieno di talento. Ci regali ancora il tuo talento applicato alla musica? Certo, Dario Brunori! Questa la canto in piedi, che non ce la faccio a cantarla sullo sgabello. Ho sempre i tempi radiofonici, velocissimo. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che a essere tolleranti poi si passa per coglioni. Hai notato che gli argomenti sono sempre più o meno quelli: rubano, sporcano, puzzano e allora olio di ricino e manganelli. Hai notato che parla ancora di razza pura, di razza ariana, ma poi spesso è un po' meno ortodosso quando si tratta di una puttana. E tu che credevi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata la primavera, invece no, e invece no. Hai notato che l'uomo nero spesso è un debole per la casa, a casa nostra, a casa loro, tutta una vita a casa e lavoro, ed è un maniaco della famiglia, soprattutto quella cristiana, per cui ama il prossimo tuo solo se è carne di razza italiana. Ed hai notato che l'uomo nero si annida anche nel mio cervello, quando piuttosto che aprire la porta la chiudo a chiave col chiavistello, quando ho temuto per la mia vita seduto su un autobus di Milano, solo perché un ragazzino arabo si è messo a pregare leggendo il Corano. E tu che credevi che fosse tutta acqua passata, che questa tragica misera storia non si sarebbe più ripetuta? Tu che credevi nel progresso e nei sorrisi di Mandela, tu che pensavi che dopo l'inverno sarebbe arrivata una primavera, invece no, e invece no. Io che pensavo che fosse tutta una passeggiata, che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesimo amaro seduto a un tavolo sui navigli, pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, invece no, e invece no. Io che pensavo che fosse tutta una passeggiata e che bastasse cantare canzoni per dare al mondo una sistemata. Io che sorseggio l'ennesimo amaro seduto a un tavolo sui navigli,
pensando in fondo va tutto bene, mi basta solo non fare figli, e invece no, e invece no. Turururu, 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 Secondo me c'hanno ragione anche i vegani, ci cazziamo per i cani abbandonati, poi ci ingozziamo di insaccati, in fondo dai parliamo sempre di Salvini, di immigrati e clandestini, ma in un campo rifugiati a noi non ci hanno visto mai. Secondo me non è che devi esagerare con la lotta al capitale, ogni tanto ci puoi andare, pure al centro commerciale, lo so che è disgustoso, disonesto e criminale, ma d'estate si sta freschi e puoi sempre parcheggiare. E secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è invece il mondo visto da te. Chissà com'è invece il mondo visto da te. Secondo me prendiamo troppe medicine, andiamo troppo dal dottore, anche se è solo un raffreddore. Se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale, è questo imperativo di rimuovere il dolore. E secondo me ci siamo troppo imborghesiti, abbiamo perso il desiderio di sporcarci un po' i vestiti. Se canti il popolo sarai anche un cantautore, sarai anche un cantastorie, ma ogni volta ai tuoi concerti non c'è neanche un muratore. E secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è invece il mondo visto da te. Chissà com'è invece il mondo visto da te. Secondo me, dato che sono 18 anni, che ci vogliamo bene e che dormiamo insieme, ma che ci serve un prete, un messo comunale, se c'è una cosa innaturale è doversi dare un bacio davanti a un pubblico ufficiale. E secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è invece il mondo visto da te. Chissà com'è invece il mondo secondo te. Bruno Risas, ospite della stagione dei showcase della Radio Televisione Svizzera. Siamo sempre in diretta sulle frequenze di ET3. Ti stiamo ascoltando davvero con grande piacere, con grande gioia. E la prima riflessione, dopo aver ascoltato per esempio L'Uomo Nero o altre canzoni del tuo nuovo album, visto che tu parli di verità, tra virgolette, ci sei te col tuo viso, con la tua persona a scrivere, a cantare per esempio di femminicidio, per esempio a cantare di odio, a cantare della confusione tra la vittima e l'aguzzino. Non è evidente di questi tempi cantare di questi argomenti con la poeticità di cui tu sei esempio vivente, assolutamente.
Ma era un po'... senza cadere nella retorica o nel... beh, questo non lo so. Diciamo che il tentativo era proprio quello. Diciamo, nell'intenzione, no, di scrivere un disco per affrontare le proprie paure, c'era sicuramente quella di affrontare anche la paura di trattare determinati argomenti. Quindi molto spesso negli ultimi anni, vuoi anche forse per un'eredità pesante, no, che chi fa, no, chi scrive queste canzoni come cantautore si porta dietro, no, un'eredità storica italiana molto forte, e vuoi perché alcuni argomenti sono comunque stati già trattati molto bene in passato. È ovvio che insomma ci vuole un po' di coraggio proprio per non cadere nella retorica, nel banale, o scivolare involontariamente nel mio caso in una forma di canzone d'autore militante che non mi interessava. Però allo stesso tempo avevo questo forte desiderio anche di non, no, proseguire un certo tipo di formula che negli anni, poi insomma questo comunque è il quarto disco, che negli anni mi aveva caratterizzato, che era un uso dell'ironia che mi sembrava essere diventato meccanico, no? Perché non è che io sia contro, insomma lo si può notare, mi piace comunque che ci sia un tono ironico nelle cose che faccio, un tocco ironico, però era diventato, sia nel mio caso che anche secondo me un po' in un certo tipo di ambiente da cui provengo, artistico intendo dire, l'utilizzo dell'ironia a volte era anche un modo per sfuggire, no, alla domanda diretta, o comunque per non affrontare determinate cose, e quindi si preferiva a volte in maniera egocentrica risultare brillanti o anche cinici, anche fintamente cinici, no, rispetto a determinati argomenti, quando in realtà quella cosa ti muoveva ed era forte. Per cui ho deciso che in questo disco, se c'era qualcosa che io provavo, anche col rischio di scivolare nella retorica, anche questo rischio volevo accollarmelo. Ovviamente mi sono anche, no, confrontato con le persone con cui lavoro, e quindi volevo che questa cosa ovviamente avesse un valore nell'ascolto. E la cosa che devo dire che forse ha funzionato è che trattare determinati argomenti, però appunto non pontificando, non diciamo inserendo un giudizio, ma semplicemente raccontando anche le proprie contraddizioni. E quindi nell'Uomo Nero, per esempio, penso che per me il cuore della canzone è più nel finale, quando io manifesto una cosa che ho pensato veramente, appunto, che forse non bastava non avere figli per risolvere la problematica, o comunque ho manifestato il fatto che quando quel ragazzino arabo di cui racconto nella canzone è salito ero sulla 90 a Milano, io veramente ero terrorizzato, cioè appena l'ho visto e lui ha cominciato a pregare, una voce dentro di me ha detto: cazzo, scendi subito da questo autobus, subito, immediatamente. Ovviamente questa cosa mi ha messo in crisi nella misura in cui mi sono reso conto di come sia facile avere, no, un'idea di te molto, no, precisa, progressista, no? E quando poi quella cosa la confronti con la vita reale un po', no, cioè, ci fa a cazzotti. Ecco, volevo anche manifestare questo, e penso che sia quello che rende la canzone non un Madonna che, ma sicuramente appunto un'idea in cui cerchi di mettere in discussione te stesso, mettendo in discussione quell'atteggiamento. Beh, confrontarsi con se stesso, con se stessi, frugando le proprie paure, la propria anima, scendere veramente nella pancia della persona non è evidente, soprattutto per chi svolge la tua professione, mestiere o chiamalo come meglio credi. Non è evidente, credo che sia merce rara al giorno d'oggi. Ma penso, ti ripeto, non perché non ci siano, è che molto spesso magari c'è la paura che quella cosa ormai sia superata. Quindi, siccome vince molto spesso l'idea che, no, è vincente più il concetto di essere brillanti e distaccati, anche quando non lo si è, e allora c'è la paura di cadere, anche perché purtroppo su questi argomenti ce n'è tanta di retorica, e quindi hai anche il timore di ficcarti in una cosa in cui non ti vuoi infilare, o comunque di far sì che quella cosa venga subito etichettata secondo uno schema molto semplice che ti mette in una scatola e dice ok, quella cosa è così, perché ovviamente è molto più semplice legarla ad una cosa ideologica rispetto che considerare quello che è stato realmente detto. In più purtroppo c'è anche
che forse in questo senso i social hanno aumentato la percezione di questo bar dello sport in cui ognuno si sente di dover dare la propria opinione, per cui a volte l'artista dice vabbè, io che faccio? Nel senso mi tiro quasi indietro, forse come forma di protesta lì dove ognuno sembra avere un'idea su tutto. E invece le persone dovrebbero capire che l'unico che ha un'idea giusta su tutto sono io. È questo quello che sto cercando di comunicare. Spero di riuscirci. No, davvero un plauso all'onestà intellettuale di questo ragazzo, di questo artista, che davvero ci emoziona e ci fa anche riflettere con veramente una profonda leggerezza che, a mio modo di vedere, uno dei tuoi marchi di fabbrica, davvero merce rara di questi giorni. Parliamo anche un attimo di musica, perché c'è stato un cambio di paradigma o di paesaggio sonoro, per meglio dire, con questo tuo quarto album di cui accennavi prima. Da cosa è dovuto questo maggiore equilibrio tra la parola, la sacralità della parola, forse è per questo che volevi un po' distanziarti, a una ricerca, a uno sviluppo, a una produzione musicale davvero significativa e importante, quasi come il contenuto, la parola, la lirica? Guarda, rientra un po', più o meno è una cosa che è vicina al discorso che ti facevo prima sull'ironia. Quando io ho cominciato, diciamo anche a volte il contesto artistico in cui ti cali ovviamente ti influenza in un modo o nell'altro. Io entravo in un contesto che era questo di questo famigerato indie o scena alternativa, che era da sempre stata caratterizzata da una grande sacralità, da un approccio molto serio alla faccenda, e quindi quando io ho scritto il primo album, che era Volume 1, in me c'era anche un'intenzione un po', no, di fare delle canzoni che fossero anche delle canzonature, cioè di dare l'idea che comunque si potessero raccontare delle cose anche in quel contesto, partendo da un presupposto completamente diverso, quindi metterci molta ironia, anche diciamo con una produzione un po', se vuoi, naif, che aveva un suo senso per me a livello artistico. Via via che ovviamente le cose sono andate in una certa direzione, con questo disco volevo anche un po' emanciparmi dal fatto che quell'estetica, se vuoi, del chitarrino e voce, o della cosa che doveva essere un po' lo-fi, no, non fosse, cioè, più un vezzo, ma insomma rappresentare anche il fatto che eravamo una band di musicisti, perché ho una band di ragazzi che vengono da conservato, e spesso loro me lo rinfacciano perché magari io gli dico che una cosa è sbagliato, ovviamente faccio valere la mia dittatura nella cosa, e loro mi danno 10 anni di conservatorio buttate al vento, perché capito, io non ho mai studiato, e quindi in questo senso, ma rientra nella mia filosofia, se possibile la voglio di nuovo sottolineare. Però in questo disco, arrivando al punto, c'era l'intenzione anche di emanciparmi dall'idea di dover costruire un disco sempre sulla semplicità, sull'immediatezza, sulla confidenza con l'ascoltatore, ma cercare di arrivare anche ad se vuoi, a pareggiare l'importanza dell'aspetto musicale con quello testuale, perché ho delle risorse che sono i musicisti, anch'io ho lavorato e sto studiando in quella direzione, ho un produttore molto bravo che è Taketo Gohara, che in questo disco secondo me ha dato, no, come dire, è riuscito a prendere i vari colori, a dipingere una tela meravigliosa per me, quindi era anche un desiderio, se vuoi, di un'evoluzione, quindi di dire non è solo anche l'ambizione di dire questo percorso è un percorso che si arricchisce di altri elementi via via che va avanti, e le cose possono stare comunque in piedi. Volevo veramente, se vuoi c'è anche, no, io penso che nell'arte ci sia anche un senso di rivalsa, no? Cioè a volte fai un disco anche per dire alle persone ora ve la faccio vedere io, se faccio solo canzoni con la chitarrino e basta. Quindi c'era anche questo sano senso di rivalsa in cui volevo dire ai musicisti che magari dice Brunori scrive canzoni con 3 accordi, volevo dire non è vero questa cosa qua, e quindi c'era una sana competizione che spero possa sfociare in un confronto con i musicisti, in una sana rissa, che non ho ancora avuto l'occasione di confrontarmi, però ho visto che qua c'è l'orchestra, ho detto chissà se magari qualcuno viene e mi giudica male le canzoni e possiamo poi andare al contatto fisico. Questo è un po' l'obiettivo finale, cioè ce l'ho con i musicisti in realtà. Questo... Dario, la chitarra o il pianoforte adesso? Facciamo il pianoforte, dai. Dario Brunori!
Ora, siccome sono al pianoforte, vorrei fare un pezzo che non è di questo disco qua, che mi piace suonare molto al pianoforte, e vorrei dire anche che però io il pianoforte non lo so suonare, quindi c'è una questione di onestà intellettuale, perché io fingo, perché ovviamente il mio pubblico è mediamente ignorante, quindi sfrutto questa cosa, non voi, voglio dire, cioè, sicuramente qualcuno, cioè almeno nelle prime file ho visto che sicuramente risponde un po' all'identikit del mio pubblico, però in generale penso che insomma in Svizzera non sia così. Quindi io che cosa faccio? Faccio cose di questo tipo, per esempio faccio un'ottava, poi faccio la stessa cosa sull'altra ottava, poi sull'altra ottava e sull'altra ottava, e il mio pubblico è convinto, dice vedi, sa pure suonare il pianoforte. Però faccio sempre la stessa cosa. In realtà io volevo fare cabaret, purtroppo mi tocca fare canzoni tristi. Questa si chiama Arrivederci tristezza. Mi spiace mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su, che forse il tuo mondo perfetto non è perfetto come dici tu. Scusa mio caro cervello, sei come un fratello, ma adesso anche tu. Levami questo fardello, che voglio provare a volare lassù. Milioni di libri non servono a niente, se servono solo a nutrire una mente che mente. Scusa mia cara ragione, passerò per coglione, ma è meglio così. Forse in virtù del tuo nome vuoi avere ragione, ma stammi a sentire. Assiomi e teoremi non valgono niente, se l'occhio non vede che il cuore non sente più niente. E arrivederci tristezza, oggi mi godo la mia tenerezza, perché non durerà. Perché non durerà. E scusami ancora mio cuore, se ho fatto l'amore anche senza di te, ma sono più duro di un mulo, ti ho preso per il culo e il culo è più giù. Miliardi di stelle ti dicono niente, non dicono forse che il cielo è più grande, Dario, più grande di te. Arrivederci tristezza, oggi mi godo la mia tenerezza. Arrivederci amarezza, oggi mi godo questa dolcezza, e domani chissà. E domani chissà, e rinascere, e rinascere. Ascolta mio caro intelletto, vattene a letto e dormici su. Grazie. Nello strazio del mio mare violentato,
nello stato delle cose che ormai è dato per scontato, nella farsa tragicomica di una tratta autostradale, nelle morti per errore sopra un letto d'ospedale. Donna Bondi nel silenzio, Donna Bondi nell'assenza, Donna Bondi ai funerali della nostra coscienza. Donna Bondi sono io, affacciato alla finestra, a guardare le macerie, a contare quel che resta. No, stasera no. Donna Bondi e pasta al forno e salsiccia di maiale. Donna Bondi è mio nipote, lo dobbiamo sistemare. Fra le sedie e le poltrone di un consiglio comunale, fra le mani che s'allisciano in un seggio elettorale. Donna Bondi negli inchini, nella schiena che si piega. Donna Bondi che alla fine a noi che cazzo ce ne frega. Donna Bondi sono io, affacciato alla finestra, a guardare le macerie, a contare quel che resta. E no, stasera no. Donna Bondi è mia madre, la mia terra è il mio dialetto, la Madonna che si inchina per paura e per rispetto, per un pomodoro rosso come il sangue di un Cristo, che ha la pelle così nera che nessuno l'ha mai visto lavorare al buio nero, nero come nero il lutto di chi non avrà mai niente, perché gli hanno preso tutto. Donna Bondi nel mio sguardo che si poggia sempre altrove, per paura che agli indizi poi si aggiungano le prove. No, stasera no. Donna Bondi nelle scuse, nelle giustificazioni, nelle statue, nelle piazze, nelle commemorazioni, nella voce di un padrone che non devi nominare, nella bocca che si apre solamente per mangiare. No, stasera no. Oh. Grazie mille, davvero. Dario Brunori dal vivo, in diretta, dallo studio 2 della Radio Svizzera, in diretta sulle frequenze di Rete 3. E con la gioia nel cuore che vengo, e un po' di tristezza, vengo a ringraziarti per averci regalato alcune delle tue canzoni, per aver svelato, uso una parola che non so se nel meridione d'Italia si comprende, ma credo di sì, per aver condiviso con noi la tua Weltanschauung, ovvero un po' la tua visione del mondo. E come un caro amico mi ha scritto oggi, sapendo della tua presenza qua, mi ha fatto una fotografia tua che avrai davanti una pietra rara e preziosa nell'ambito della canzone d'autore che evolve, che sta attenta ai tempi che si susseguono, che stiamo vivendo. Una pietra preziosa che raccoglie le eco di un passato glorioso, però con un'urgenza espressiva potente, davvero attuale e contemporanea. Grazie Dario. Grazie a te, grazie mille a te, a chi ci ha ascoltato stasera, grazie davvero. Prima di congedarti, sei in tour, probabilmente le date non te le ricordi perché i tuoi sottoposti si occupano di... Esatto, non posso ricordarmi di queste cose, non mi ricordo già che mi ricordo le canzoni è un miracolo, diciamo, questa è un po' la mia... Sì, però saremo in tour in giro per l'Italia, insomma, un bel po' di date durante l'estate, quindi sono molto felice perché stiamo facendo bei posti, bei luoghi con tanta gente, quindi sono contento che vi sia capitate da queste parti e si spera che in futuro possiamo fare anche un giro
un po' fuori, insomma, me lo auguro di fare anche dei giretti e ritornare qua come ho fatto tempo fa. Beh, sarà mia premura reinvitarti in questo contesto, magari con i tuoi musicisti, anche per farli dialogare con i nostri maestri d'orchestra. Esatto, per dargli almeno questa soddisfazione, visto che non li pago, sì, mi sembra giusto. Dario Brunori, è stato un piacere, grazie. Accendete Collarini. Aspetta un secondo. Che meraviglia. Come tu dicevi, un pubblico di ignoranti, però rispondono. Non voglio coprire persone. Stringetevi. Stai stringendo. Ma così? Ma non dire, vedi sempre con gli occhi chiusi vieni, perché non devi scherzare, queste sono cose importanti, la cosa fondamentale di tutto lo spettacolo è questo momento. Scusa maestro. Scherziamo qua. Ok, mi sembra che l'abbiamo fatta. Dai. Ok. Non so. Ciao a tutti allora ragazzi. Grazie Dario. Ok, visto che avete insistito, tanto alla radio chi lo sa che sono stato io che mi sono chiamato da solo il bis. È bello perché spesso ai miei concerti il pubblico dice fuori quando io sono dentro. Questo è un pezzo del primo album a cui sono particolarmente legato perché in realtà è uno di quei pezzi, insomma, che il pubblico vuole sentire sempre e di solito gli artisti poi a un certo punto si annoiano di farli. Io invece non mi annoio. Questa cosa mi fa capire non che sono più buono degli altri, che non sono un artista. La spiaggia di Guardia Rovente era piena di gente. Si parlava di sport, di Pertini a Berzot. Io ignaro di questo, ignaro di tutto. Fabbricavo castelli di sabbia con palette e secchiello ed in testa un cappello. E lei stava senza mutande, ma io non la guardavo neanche. Mi infilavo i braccioli e poi dritto nel mare. Non sapevo neanche cosa fosse l'amore. 10 anni più tardi la vidi vicino a un falò e bruciava la carne e bruciavano canne. Io stavo seduto da solo a suonare la chitarra, a cantare canzoni, a cercare attenzioni, ma lei non mi guardava neanche ed io facevo finta di niente, ingollavo peroni e iniziavo ad urlare delle pene che solo ti sa dare l'amore. Na na na, na 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 na, na 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 na, sulla spiaggia lattina anni 80, quando il mare si incazza e riporta ricordi che avevi coperto di sabbia. Palloni arancioni sgonfiati, fare ciao ad un treno che passa e guardare nel cielo la scia di un aereo. E lei sempre senza mutande ed io che non capivo neanche
scavavo la sabbia cercando tesori e vedevo la vita soltanto a colori. Na na na, na na na, na na na, na na na. E poi di colpo fra le sue braccia noi due stretti sotto la doccia, la paura e la voglia di fare l'amore. Il 31 d'agosto c'è una storia che nasce e un'estate che muore. Grazie di cuore, buonanotte.